4.800 dipendenti in Italia, 1.200 dipendenti nel Veneto. Il settore della carta è in crisi. Con il gruppo Burgo abbiamo sempre avuto buone relazioni sindacali, soprattutto con la famiglia Marchi. Da 3-4 mesi a questa parte con l'amministratore delegato non siamo in grado di discutere ed avere il piano industriale. Appunto chiediamo il piano industriale. Si sono evidenziate delle notizie su giornali a carattere nazionale, La Repubblica, Il Sole 24 Ore, Milano e Filanza, dove si dichiara che il gruppo Burgo si fonderà con il gruppo Lecta. Sostanzialmente due problemi si fondono in uno. Il gruppo Lecta fa la stessa carta del gruppo Burgo e per cui siamo molto preoccupati e si sentono voci di chiusura di 6-7 stabilimenti. È chiaro che nel Vicentino e nel Trevigiano abbiamo un problema enorme. Nel Vicentino abbiamo 3 stabilimenti più la sede amministrativa con 1.200 occupati ed è chiaro la nostra preoccupazione che non si chiudano gli stabilimenti anche nel Veneto. Domani ci troviamo a Campomarzio, arriveranno tutti i pullman dall'Italia, dei siti produttivi dell'Italia. Partiremo da Campomarzio e andiamo a protestare di fronte alle associazioni industriali in piazza Castello per dire che anche le associazioni industriali insieme al gruppo Burgo deve fare la sua parte. Lasciatemi fare un appello alla politica veneta, che da questo punto di vista è assente totalmente. Noi siamo contrari da sempre al bunga bunga del contributo elettorale, vogliamo che i politici, invece di andare in giro per il Veneto a chiedere contributi elettorali alle imprese, scendano in piazza con noi o ci diano una mano in Parlamento a sostenere la battaglia di queste famiglie e di questi lavoratori. I lavoratori sono in piazza per riaffermare il diritto ad un posto di lavoro, per la tutela di questi siti produttivi, soprattutto quello di Lugo, che sono stati salvati dalla lotta partigiana che ha fatto sì che questi siti produttivi continuassero l'attività produttiva.